Assessore Panontin, conferenza stampa di fine anno, un riepilogo del 2017 per le parti di sua competenza. Il 2017 è un anno in cui abbiamo dato attuazione a rilevanti parti delle riforme che avevamo messo in campo negli anni precedenti. Quella ordinamentale su tutti, le province progressivamente sono andate alla chiusura come avevamo promesso, ne manca una ma è questione di qualche mese. Abbiamo conseguito importanti risultati sul piano economico attraverso la chiusura delle province, risparmi strutturali che superano i 30 milioni di euro all'anno. Abbiamo messo in campo e dato attuazione, oggi in una delibera di giunta ho dato attuazione all'ultimo atto attuativo della riforma della finanza locale che ha prodotto i suoi effetti considerevoli nell'anno 2017 e che produrrà ancora più effetti nell'anno 2018. Attraverso la legge di stabilità che abbiamo approvato mettiamo in campo risorse strutturali a favore degli enti locali attraverso le intese per lo sviluppo che complessivamente muovono 160 milioni di euro nel triennio e consentono di fare oltre 250 interventi strategici di investimento sul territorio regionale. Abbiamo creato le condizioni per una stabilità finanziaria in termini di risorse di parte corrente agli enti locali. Gli enti locali di questa regione godono di risorse notevolmente maggiori rispetto agli omologhi vicini di altre regioni ordinarie attraverso i finanziamenti dello Stato. L'abbiamo fatto attraverso delle formulazioni nuove e di valenza triennale che consentono non solo di dare stabilità nell'anno 2018 ma di vedere un progressivo aumento nelle annualità successive. Tutto questo complesso di attività è quindi frutto del lavoro messo in campo più o meno intorno all'anno 14 e 15. Un'altra delle attuazioni in corso è quella relativa alla riforma del comparto pubblico, del pubblico impiego. Siamo nelle fasi finali dell'accordo di primo livello per il comparto enti locali e regione che ragionevolmente non abbiamo chiuso entro l'anno, anche se era un auspicio, ma che ragionevolmente chiuderemo con il mese di gennaio. Quindi questo lato autonomie locali, abbiamo fatto nel 2017 importanti interventi nel campo della protezione civile, su tutti evidentemente c'è la felicissima esperienza di Sarnano che è stata portata ad esempio a livello nazionale e è stata anche l'occasione per chiudere altri dossier apparentemente meno importanti ma che per i portatori di interesse erano molto sentiti, una riforma quasi completata della caccia, la riforma a 45 anni di distanza della legge sulla pesca in acque interne, l'istituzione dell'ente per la tutela del patrimonio ittico che si è completata proprio adesso e avrà le parti esecutive nei mesi a venire.